Ad Agrigento non si è spento l'eco riguardante le clamorose dimissioni di Salvatore Moncada da presidente della Fortitudo annunciate ieri. A tenere ancora banco sono le dichiarazioni di Moncada, che intanto viene invitato dai tifosi a non mollare e riprendere in mano la squadra. E mentre si discute del caso Fortitudo, ci sono gli altri tifosi, quelli dell'Acragas, che seguono con trepidazione le varie fasi che precedono la vigilia dei play-out, con un'attenzione particolare, e non potrebbe essere diversamente, rivolta alle decisioni del Tribunale federale sul destino del Messina. Un sospiro di sollievo per Raffaele Di Napoli e per l'ambiente biancoazzurro arriva intanto dall'infermeria. Ad essere recuperato per i 180 minuti sarebbe Klaric, ma ci sono buone speranze di riavere a disposizione anche Cocis e Pezzella. Recuperato già anche Bramati. Poter contare sul gruppo senza assenze pesanti come quelle recenti che hanno costretto l'Acragas ad arrangiarsi è una bella notizia che aiuta il morale quando mancano 10 giorni alla partita di andata a Melfi. Chissà che nel frattempo non arrivino novità sul fronte Messina.